Sospesa l'attività dell'unità di chirurgia relativamente agli interventi di elezione. Con una disposizione interna l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha stabilito la temporanea sospensione parziale dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. È l'ultima puntata di una storia che si trascina ormai da diverso tempo e che via via ha visto peggiorare la condizione del reparto, al netto delle rassicurazioni date dall'ASP. La sospensione si è resa necessaria alla luce della momentanea defezione di uno dei due medici in servizio e considerato che nel rispetto delle normative vigenti un solo medico non può garantire la regolare sospensione assistenziale H24. Da lì la decisione di sospendere l'attività dell'unità operativa di chirurgia generale relativamente agli interventi di elezione fino al rientro in servizio del medico attualmente mancante. In questo lasso di tempo verranno garantiti solo gli interventi di urgenza indifferibili. Eventuali casi ritenuti non urgenti dovranno essere avviati verso i presidi ospedalieri di Canicattì e Agrigento. L'unità operativa di chirurgia del San Giacomo d'Altopasso è in difficoltà ormai da diverso tempo. A metà aprile era stata la CGIL Funzione Pubblica a sottolineare la carenza di personale medico in servizio presso il reparto della struttura sanitaria di Contrada Cannavecchia. L'organizzazione sindacale interviene ancora una volta e non le manda a dire. Ci siamo stancati di parlare senza essere ascoltati, il commento del segretario aziendale Mario Augusto. Possiamo solo sperare che questo management così sordo alle esigenze di Licata venga sostituito al più presto. Ai nostri appelli l'ASP è stata sorda, il sindaco è stato sordo, a questo punto non ci resta che rivolgerci a Sant'Angelo sperando che interceda almeno lui. Come si ricorderà, per una disposizione aziendale nelle scorse settimane era stato stabilito che l'organico mancante di chirurgia sarebbe stato coperto con la turnazione dei medici attualmente in servizio nei reparti di chirurgia dei 5 presidi ospedalieri di competenza dell'ASP di Agrigento. Le spine del reparto di chirurgia del San Giacomo d'Altopasso fanno il paio con quelle di ortopedia, dove il primario catanese è stato più che degnamente sostituito con la nomina del dottore Rosario Lupo, ma dove sono stati ridotti ben 8 posti letto. L'augurio da parte dell'utenza licatese e di quella del comprensorio che si rivolge al San Giacomo d'Altopasso è che la crisi numerica a livello di organico in servizio nel reparto di chirurgia possa essere risolta al più presto e che i servizi garantiti dal reparto possano tornare sugli standard di quelli di qualche mese fa.